Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova avventura di Cronache Trevigiane. Siamo a Berlino alla Fruit Logistica 2012. Siamo con l'assessore al turismo Finozzi, che è qui in visita istituzionale a questa fiera per prendere spunti ma anche per lanciare messaggi. Assessore. Certo, per sostenere soprattutto i nostri produttori che, come si sa, sono tantissimi. In Veneto abbiamo, solo per citare un dato, 3 DOP e 14 IGP che certificano la qualità del nostro prodotto. Essere a fianco ai produttori significa fare squadra, fare sistema, aiutare il nostro prodotto di farsi conoscere. Si sa che nel mondo ci sono tantissimi prodotti che fanno riferimento al Made in Italy o al Made in Veneto, ma l'80% di questi non sono italiani, sono contraffazioni. Ecco allora l'importanza di promuovere il nostro prodotto perché il consumatore capisca la differenza. C'è il problema del sounding italiano, che usano anche solamente il nome di un prodotto, di un marchio, per far intendere che è un Made in Italy e invece è un falso Made in Italy. Certo, porta un danno ovviamente perché si va a confondere il consumatore, ma ci fa capire quanto vasto sia il mercato attento, interessato al prodotto italiano. Stiamo parlando comunque di un mercato che fattura 700 milioni di euro all'anno, quindi è un mercato importante. Qual è la caratteristica del Veneto? Che non abbiamo quelle coltivazioni e produzioni intensive delle grandi produzioni, ma abbiamo tante piccole produzioni di nicchia, di altissima qualità, di altissimo valore per quanto riguarda le caratteristiche. Ecco, Assessore, l'individualità veneta è stata alla base del miracolo del Nord-Est. Grande forza, grande tenacia, quel lavoro continuo, quella voglia di stupire. Oggi sta diventando un limite? Cioè nel mondo serve far squadra, serve andare compatti? Sicuramente sì, perché il mercato sta diventando sempre più grande, i competitor non sono più le aziende dall'altra parte della strada, ma sono aziende che producono e vivono dall'altra parte del mondo. Quindi riunendo questi produttori sotto un consorzio, sotto un marchio, sotto l'ombrello del Veneto, anche con questa nuova agenzia Veneto Promozione, si garantisce una visibilità più ampia, si garantisce il fatto di essere presenti non da soli, non in maniera così anonima, ma con un marchio forte che è quello del Veneto. Io la ringrazio per questa testimonianza, Assessore Finozzi. Noi ci fermiamo qui, ci guardiamo questa scheda dove diamo un po' i dati, i numeri di questa Fruit Logistica 2012 e vi farò vedere anche qualche curiosità scovata qui a Berlino. A tra poco. E prima di continuare questa avventura dalla Fruit Logistica 2012 a Berlino, una delle più importanti fiere internazionali di ortofrutta, facciamo un po' il punto della situazione. Più di 2500 le aziende che espongono in questa che è la 20ª edizione di Fruit Logistica. Aziende che vengono da ben oltre 130 paesi da tutto il mondo. Ovviamente l'innovazione, ma il packaging sempre più aggressivo, i colori per attrarre i consumatori e nuove anche forme di comunicazione legate a quella che è la produzione, ad esempio bio, ovviamente a basso impatto ambientale, a nullo impatto ambientale se è ancora possibile. Di tutto questo alla Fruit Logistica, ma continuiamo un po' a cercare qualche curiosità, rimanete con noi. E Fruit Logistica non può non fare i conti con l'innovazione, la ricerca, addirittura un concorso. C'è in gara da giudicare la ciacia, un frutto boliviano, oppure un peperoncino rosso dolcissimo, e ancora un packaging giapponese dove l'insalata viene mangiata attraverso un'apertura particolare di un sacchetto. Guardate qui questo scrigno con una nuova qualità di broccolo viola e tante altre cose come la patata americana glassata, una macchina per fare il gelato istantanea per i bambini, insomma tanta innovazione alla Fruit Logistica di Berlino. Deutschland mein Garten. Qui alla Fruit Logistica troviamo anche una campagna pro consumatori dove si invita al consumo di ortofrutta tedesco con questo slogan: come fosse del vostro giardino.
E dalla Fruit Logistic di Berlino vi diamo un appuntamento speciale. Se dal 27 al 30 marzo 2012 vi trovate dalle parti di Edimburgo, c'è anche l'8º congresso mondiale della patata, un appuntamento per gli addetti ai lavori ovviamente da non perdere. Mangiare bene è anche prevenzione. I massimi organismi della sanità consigliano il 5 a day, ovvero 5 porzioni di ortofrutta al giorno, sono consigliate come forma di prevenzione. Noi cominciamo qui a Berlino intanto con questa mela. Fruit Logistica è anche America Latina, i colori, i sapori di queste meravigliose terre. Siamo in Argentina con il nostro amico David, che saluto, un mago che ci fa vedere in questa realtà una grandissima produzione di limoni in Argentina. Fai pure. Noi vamos a facere something special. 1, 2 and 3 blank cards, and I do a little snap, and we have 1 card with the lemon, 1 card with the rum, and 1 card with the rum. E rientriamo allora in questo studio ideale dedicato a Fruit Logistica 2012 Berlino. Sta emergendo che per competere non bisogna andare soli nel mondo, ma bisogna unirsi. Non solo nel mondo, particolarmente qui a Berlino. In questi 3 giorni Berlino diventa la capitale mondiale dell'ortofrutta. Qui ci sono tutti i nostri competitor, quindi l'essere presenti così un po' sciolti e sparpagliati sulla fiera potrebbe diventare quasi una dispersione di energie. Visto che abbiamo anche delle grandi produzioni di nicchia e legate alla periodicità, riuscire a essere tutti assieme per concatenare mese dopo mese quelle produzioni che non garantirebbero quei flussi di prodotto che la grossa distribuzione o i buyer europei pretendono, ma garantendo in successione il meglio che possiamo produrre. Intelligentemente è quello che voi state cercando di fare assieme ad esempio al Parco del Sile, al Consorzio del Radicchio, cioè iniziare a parlare con un unico linguaggio. L'unico linguaggio è quello della innovazione nella tradizione, nel senso che la nostra tradizione ci ha permesso di sviluppare dei prodotti sicuramente di alto livello. L'innovazione è quella che non bisogna più andare da soli, bisogna andare assieme, bisogna utilizzare tutti i canali, da quello televisivo a quello informatico a quello di rappresentanza nelle singole fiere, per far emergere la nostra bontà di prodotto e la nostra capacità di essere anche nel nostro piccolo leader rispetto a coloro i quali hanno degli spazi molto importanti, dei costi sicuramente competitivi nei nostri confronti, ma che non hanno quella fantasia, quella capacità di fare squadra che il Veneto ha sempre dimostrato in quasi tutti i settori. È la volta che il Veneto diventi squadra anche e soprattutto nel mondo agricolo. Allora, grazie per questa testimonianza a Treviso Mercati, grazie davvero. Noi ci fermiamo per un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanta Berlino e Fruit Logistica 2012. A tra poco. Ecomake sbarca a Treviso. L'evento internazionale dedicato a materiali e tecnologie per l'edilizia sostenibile farà tappa il 23 e 24 febbraio al Sant'Artemio, sede dell'ente provinciale. 2 giornate per altrettanti convegni che porteranno nella Marca autorevoli esponenti del mondo della green economy. Ecomake, che ha esordito lo scorso anno come fiera espositiva dell'edilizia sostenibile, per questa seconda edizione cambia veste, diventando una manifestazione convegnistica itinerante. Come ci spiega Michele Noal, presidente del Consorzio per lo sviluppo della bioedilizia, ente promotore dell'evento, obiettivo di Ecomake è diffondere una nuova cultura nel territorio. Vorremmo far transitare attraverso questo evento un approccio diverso, un cambio anche culturale che è necessario non solo dal punto di vista, ripeto, economico, ma anche e soprattutto rispetto alla qualità della vita del nostro ambiente. Il programma della manifestazione, consultabile all'indirizzo www.ecomake.it, si svolge tra Treviso e Verona in 3 importanti appuntamenti. Il primo di questi in particolare sarà un convegno che vedrà protagonista l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS presenterà a Treviso in anteprima nazionale alcuni studi sulla salubrità dell'aria all'interno degli edifici, a testimonianza di come i rischi per la salute non vengano solo dalle più comuni forme di inquinamento dell'aria aperta. Che cosa significa qualità dell'aria all'interno dei nostri edifici dove lavoriamo, dove si va a scuola?
per capire purtroppo che anche questa ha delle grosse ripercussioni sullo stato di salute delle persone e ahimè anche in alcuni casi, quando parliamo di scuola, anche ovviamente per quanto riguarda i bambini. EcoMake, un evento che vuole lasciare il segno valorizzando la cultura della sostenibilità in edilizia. Non è solo un modo per promuovere idee e progetti all'avanguardia nella tutela della salute pubblica, ma è anche un laboratorio fervido di proposte per dare nuova linfa al settore edilizio, tra i più colpiti dalla crisi economica. Bisogna sicuramente passare attraverso una riconversione dei nostri centri urbani, pensando alla riqualificazione degli edifici storici, pensando non solo alla qualità della salute, alla qualità anche dell'economia, ma anche pensando ad esempio al turismo. Pensiamo a che cosa significa ristrutturare i nostri piccoli paesi che magari sono abbandonati o quasi tali. Questo significa consentire di mettere in moto un volano economico assolutamente importante in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo anche in provincia di Treviso. E rientriamo in questo studio ideale Cronache Trevigiane ancora a Berlino, Fruit Logistica 2012, ventennale di questa fiera internazionale, la più importante nel mondo per il commercio di ortofrutta. Siamo con Lino Rossi, presidente di ApoVF, che saluto, e Domenico Dalbò, procuratore di ApoVF, quindi con una consulenza direzionale. Allora, presidente, noi vediamo che ovviamente tutto il mondo produce ortofrutta, arrivano nei mercati e la spunta a chi si presenta con maggior forza, è così? Esatto, qui attraverso il consorzio deve veramente intervenire in queste situazioni, ma tutto l'apparato pubblico del territorio di Treviso a salvaguardare come hanno fatto con il Prosecco, come hanno fatto con altri prodotti, no? Perché noi siamo qui, noi siamo un'associazione di produttori dove che da anni difendiamo i nostri prodotti del nostro territorio, abbiamo un'associazione forte, però dobbiamo, come si dice, raggruppare insieme altre forze per arrivare a quello che è il nostro sogno, il nostro obiettivo. Come si suol dire, Presidente, da soli forse all'inizio si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Allora, a Domenico Dalbò chiedo cosa aggiungere. Allora, lei ha comunque le idee chiare per fare emergere queste potenzialità delle produzioni tipicamente trevigiane e venete? Sì, noi dobbiamo concentrare l'offerta perché la domanda è già concentrata. Per concentrare l'offerta dobbiamo mettere assieme un territorio e quindi le istituzioni, dobbiamo mettere assieme i produttori, i confezionatori e i distributori. Se non facciamo questo, il radicchio rosso di Treviso sparisce, perché questa mattina sono venuti i cileni a offrire il radicchio rosso di Treviso, sono venuti i russi per la prima volta a imparare come farlo l'imbianchimento un po' migliore di quello che stanno facendo, sono venuti i rumeni per capire anche loro come possiamo fare un po' migliore. Quindi se noi questo territorio e soprattutto la provincia di Treviso non prende in mano con forza questo prodotto è già perso. ApoVF ha portato delle eccellenze qui a Berlino, non solo il radicchio rosso di Treviso IGP, quello variegato di Castelfranco Veneto, ma anche la pera di Venezia ad esempio. Abbiamo portato le eccellenze del territorio. ApoVF è vicina al territorio e per ogni territorio propone i propri prodotti. La pera di Venezia, il kiwi del Veneto, l'asparago bianco di Cimadolmo, l'asparago bianco di Badoere, la ciliegia di Marostica, il radicchio rosso di Treviso IGP. Ecco, tutti questi articoli abbiamo portati e abbiamo esposti come provincia di Treviso e come Regione Veneto. Allora, io vi ringrazio davvero per questa testimonianza che ha, diciamo, fatto anche riflettere davvero sui rischi che si corrono poi nel mondo, rischi legati al fatto che possono shippare le nostre produzioni. Il territorio non è esportabile, ma sappiamo il know-how sì, e quindi bisogna tutelarsi. Noi ci fermiamo qui, tra poco Parco del Sile a Berlino, andremo a scoprire qualcosina insieme.
E rientriamo in questo studio ideale dedicato alla Fruit Logistica 2012, siamo a Berlino, in questo caso per dirvi come fare sinergia. Ovviamente è la parola d'ordine di questi tempi, non tanto per la crisi, per razionalizzare ovviamente gli impegni, le risorse, ma soprattutto per essere più forti nei mercati internazionali. Parco del Sile, Alberto Magatton che ne è presidente, assieme Alberto a Treviso Mercati, alla provincia, alla regione, insomma una squadra che si muove per parlare di Treviso, in questo caso di Sile. Sì, come citavi te, oltre a questi enti c'è anche il consorzio del Radicchio Rosso, quindi ulteriore sinergia fra i vari enti, proprio in questo momento in cui serve l'unione per cercare di esportare fuori dai confini nazionali le nostre eccellenze. Però accanto a queste eccellenze bisogna portare anche il territorio, e il parco è uno di questi, il territorio, lo straordinario patrimonio naturalistico che possiamo offrire alle persone che vengono magari nel nostro paese per mangiare i prodotti tipici, ma anche poi per visitare dei luoghi unici. Per citare le risorgive a Casacorba, Piombino d'Ese, che insomma avete ricreato e risistemato dei percorsi straordinari, l'Oasi di Santa Cristina, il Porticciolo a Casiere, insomma ci sono dei posti straordinari. Sì, noi lungo tutta l'asta del Sile stiamo cercando di creare dei posti dove là è possibile in qualche modo concentrare tutte le bellezze. Abbiamo la zona delle risorgive, là dove stiamo facendo degli interventi di rinaturalizzazione e di valorizzazione ulteriore di tutti i percorsi, ma soprattutto stiamo investendo molto su quello che è ricostruire quel tipo di naturalità, quel tipo di habitat che c'era molti anni fa, e questa secondo me è la missione del parco, ricreare gli ambienti che erano tipici di quelle zone. Prima insomma di questa urbanizzazione a volte anche un po' spinta, ma che ha dato tanto poi al Veneto, oggi forse stiamo anche pagando tutto ciò. Noi ci fermiamo qui, Presidente, perché tra poco, dopo questo servizio di cronache trevigiane, le conclusioni da Berlino con dei messaggi, degli appelli tutti da ascoltare. A tra poco. Il Veneto punta a diventare il primo distretto turistico di golf del paese e lo fa con un manuale per l'accoglienza del turista golfista, un vademecum per aiutare i circoli veneti a consolidare e qualificare l'offerta dei propri green sotto il profilo dell'accoglienza turistica e fidelizzare così gli appassionati di golf che scelgono il Veneto e i suoi 40 green per sfidarsi, ma anche per scoprire le bellezze della regione, come spiega l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. E questa iniziativa che la Regione Veneto sta finanziando da qualche anno, che vede nel trasformare i nostri campi da golf come una vera e propria attrazione turistica. Sono tantissimi gli appassionati del golf, soprattutto che arrivano dal nord d'Europa, dove lì il golf è quasi più diffuso che il calcio, e i nostri campi da golf hanno bisogno di agganciare questa grande potenza turistica che è il Veneto attraverso anche dei corsi di formazione, di preparazione. La Regione spinge per un salto di qualità. Il manuale, frutto di un lavoro di 2 anni del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, con il supporto della Promo Team di Preganziol, vuole essere uno strumento formativo e informativo per tutti gli addetti ai lavori. Qualche giorno fa abbiamo distribuito questo vademecum, una base su cui poter cominciare ad avere un atteggiamento di accoglienza da parte di questi campi da golf che ovviamente all'origine non avevano come vocazione. Quindi utilizzare i campi da golf come ulteriore strumento per portare in Veneto dei turisti, quindi significa anche portare ricchezza. Chi deciderà di adottarlo, ha precisato poi l'assessore, sarà partner privilegiato delle azioni promo commerciali attuate dalla Regione sul mercato internazionale. Un'occasione ghiotta dunque per migliorare i servizi turistici e fare dei green del Veneto la chiave di accesso alle bellezze artistiche e ai tesori naturalistici di tutta la regione. E rientriamo in questo studio ideale ancora a Berlino, Fruit Logistica, 20ª edizione di questa fiera importantissima per l'ortofrutta, anche per l'ortofrutta di casa nostra, e siamo con Cesare Bellò, direttore di Opo Veneto. Cesare, grazie ovviamente per questa testimonianza. E quindi cosa significa questa fiera berlinese per te? È un'occasione di straordinaria opportunità per il prodotto, e noi abbiamo un prodotto straordinario, nel caso il radicchio di Treviso rosso tardivo,
ma anche un'occasione di straordinaria opportunità per creare relazioni che poi durano un anno e questo ti dà la possibilità di continuare a sviluppare mercato attorno ai nostri prodotti. Io sento dal territorio tante volte uscire la questione dell'imballaggio unico per tutti. Non è tanto importante questo, magari un produttore o un operatore è legato con orgoglio anche giustamente al suo tipo di imballo. L'importante è uscire in maniera unica sul mercato. Ecco allora che la proposta sul mercato globale deve essere il più possibile unitaria da parte del territorio, mettere insieme gli orgogli dei campanili e magari personali e uscire con forza invece sul mercato globale. Ecco, ma la distribuzione oggi cos'è che chiede il mercato a una realtà di produttori come la tua? La distribuzione moderna italiana in questo caso, ma abbiamo l'esempio proprio di questi giorni, chiede quantità in continuità, perché la qualità l'ha riconosciuta di questo straordinario prodotto. Ecco, proprio al termine una novità, Oppo Veneto propone un trittico di radicchi, una piccola confezione con 3 grandi radicchi all'interno. Sì, in questo caso presentiamo i radicchi pregiati del Veneto, presentiamo il radicchio di Treviso, il radicchio di Castelfranco e il radicchio di Verona. La gamma di radicchi è una gamma straordinaria, sta facendo veramente il successo presso i consumatori italiani. Questi rappresentano il meglio dei nostri radicchi, è una proposta invitante e allettante per il consumatore ed è un modo diverso, noi la chiamiamo prima gamma evoluta. Proponiamo un servizio diverso, non solo il prodotto in sé, 3 prodotti, la curiosità, poi assieme ci mettiamo anche le ricette, la cultura sul prodotto e questo ha fatto la fortuna di queste iniziative perché devo dire non riusciamo ad assolvere agli ordini e in questi momenti particolari anche legati molto al maltempo riusciamo a malapena arrivare al 30-50% degli ordini. Allora, io ringrazio davvero per questa testimonianza Cesare Bellò perché Oppo Veneto ci ha davvero dato delle spiegazioni anche tecniche su cosa vuol dire una fiera internazionale come questa per i produttori e per l'organizzazione di produttori e siamo andati anche su questa prima gamma evoluta, un concetto su cui ci torneremo in futuro. Ora una piccola pausa e poi ancora tanta Fruit Logistica 2012. Z Group è un'impresa trevigiana che opera da più di 10 anni nel campo della comunicazione e dell'audiovisivo. Le sue troupe girano il mondo per conto di marchi prestigiosi, raccontando storie di uomini e di aziende. Z Group e le sue divisioni sono impegnate nella creazione di video per usi industriali, didattico, documentaristico e promozionale, spot pubblicitari e prodotti video per la TV, il web e il mobile. La creatività e la professionalità di Z Group applicata alla realizzazione di campagne promozionali è al servizio di clienti pubblici o privati, anche attraverso lo svolgimento di attività di ufficio stampa. E rientriamo in questo studio ideale ancora a Berlino, Fruit Logistica, cronache trevigiane, per tirare un po' le conclusioni. Non potevamo non tirarle appunto con il presidente di provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Buona giornata Presidente, e il presidente Paolo Manzan, presidente del consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco Veneto IGP. Presidente Manzan, da più parti emerge il fatto che bisogna essere uniti. Sì, hai ragione, e infatti proprio qui a Berlino, in questa immensa fiera, in questa manifestazione internazionale importantissima, abbiamo capito che Treviso, il prodotto radicchio di Treviso è un prodotto importante. Dobbiamo cercare di tutelarlo, assolutamente, cercare di preservarlo dalle imitazioni e qui abbiamo visto anche qualche imitazione. Il packaging è
una cosa fondamentale per la tutela, prima di tutto perché c'è un unico packaging per tutti. Bravissimo, è fondamentale, io direi, deve essere riconosciuto il nostro prodotto a grande distanza, deve essere capito che solo in quella confezione c'è un prodotto che si distingue dagli altri, comunque ugualmente buoni, ma questo è un'altra tipologia di prodotto, è un prodotto che segue il disciplinare IGP, quindi viene fatto dagli agricoltori seguendo determinate regole. Ma Presidente, allora bisogna alzare anche un po' il tiro sulla tutela. Ma chi ci sta ascoltando sicuramente lo sa che produrre radicchio rosso di Treviso c'è tutto un protocollo difficilissimo nel quale richiede tante ore di manodopera. Ci sono coloro che invece vogliono copiare questo business modificando geneticamente la verdura stessa per costruire già la fase conclusiva. Questo significa meno prezzo di lavoro, meno costo. Noi vogliamo combattere questo perché fra i due prodotti poi alla fine c'è la qualità e la bontà che fa la differenza. Ormai dobbiamo confrontarci a livelli mondiali e su questi dobbiamo stare uniti. L'invito che io faccio sempre ai produttori, tutti insieme, uniti nel consorzio, per garantire qualità, per garantire prezzo e soddisfazioni economiche da parte dell'impresa. Perché uniti si va più lontano, ovviamente, Manzan, per concludere. Possiamo avere una produzione importante e reddito per i nostri agricoltori. L'importante è l'unione, sta partendo una grossa iniziativa e c'è proprio la provincia di Treviso che ci sta accompagnando in questo per promuovere il radicchio di Treviso da un lato, ma per far capire agli agricoltori che uniti si può solo vincere. Ok, allora di questa iniziativa ne parleremo magari nelle prossime puntate. Grazie Manzan, grazie Muraro, con queste immagini della Fruit Logistica andiamo a salutarvi. Cronache Trevigiane tornerà come sempre la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione, ma anche nel web con www.cronachetrevigiane.tv, la nostra web TV. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.